Doveva essere una visita lampo, quella del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ma poi si è prolungata per un'altra giornata nel tentativo di venire a capo del nodo scelta del candidato della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali. Compagno inseparabile del tour del vice premier nell'isola, il capogruppo della Lega e presidente dell'Assemblea Consiliare Michele Pais. 1 o 2 giorni con il ministro, dove si è parlato del futuro della Sardegna, si è parlato anche di politica. Come sarà questo appuntamento di febbraio? Come lo vede Michele Pais? Ma certamente dobbiamo presentarci ai sardi portando, diciamo, in dote il lavoro che io ritengo assolutamente positivo che si è fatto in questi anni. Un lavoro che purtroppo è stato condizionato pesantemente e negativamente dal Covid, che ha modificato tutta l'agenda di governo, che abbiamo potuto riprendere solo da un anno a questa parte, ma tanti sono stati gli interventi a favore delle imprese, delle famiglie, delle infrastrutture, dello sviluppo anche in termini di turismo, no? Quindi di sostegno del turismo che sono stati fatti in questi anni. La visita del ministro vice premier Matteo Salvini conferma l'attenzione del governo con i fatti, con azioni e con presenza rispetto alla Sardegna. Quindi sono assolutamente soddisfatto, diciamo, di questa visita, a cui insomma certamente ne seguiranno delle altre. Quali sono i rapporti nella coalizione di centrodestra oggi? Ma sono rapporti normali, c'è la necessità da parte di tutte le forze politiche di presentarsi agli elettori nel migliore dei modi. La dialettica interna è il sale della democrazia, però ritengo che l'unità sia la vera grande forza della nostra coalizione, laddove il centrodestra si è presentato unito, ha sempre vinto, ma ha governato. Questa è la parte più importante. Ebbene, quindi vogliamo presentare la nostra attività di governo con fatti e azioni e in qualche maniera proporci per proseguire questo lavoro per i prossimi 5 anni.